Tragedia alla vigilia di Natale. Un 21enne ha perso la vita in un incidente stradale. Erano le 3 di notte quando William Baudellini di Vicenza, la foto è tratta dal suo profilo Facebook, percorrendo la strada che da Castignero porta a Longare, si è schiantato con la sua Volkswagen Golf contro il ponticello in cemento della stazione di servizio Berica Carburanti a Ponte di Lumignano. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne avrebbe perso il controllo dell'auto uscendo di strada e andando a sbattere contro un primo muretto di uno dei due ponticelli che danno accesso alla stazione di servizio. Per terra, sull'erba, rimane l'impronta della ruota. Il primo urto ha scalfito il muretto, ma l'auto ha continuato la sua corsa impattando con violenza sul secondo muretto, distruggendolo e finendo nel fossato, mentre William veniva sbalzato fuori dall'abitacolo della Golf. Sul posto per i primi soccorsi è giunto il suo M118, ma il medico non ha potuto che constatare il decesso del ragazzo. William forse aveva trascorso la serata da alcuni amici in zona e stava tornando a casa, quando probabilmente a causa di un colpo di sonno ha perso il controllo dell'auto. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare il mezzo e a metterlo in sicurezza, mentre per i rilievi hanno proceduto i carabinieri. Il giovane aveva frequentato l'Idis Mastrotto di Noventa Vicentine e l'Istituto Rossi a Vicenza. Lascia la mamma Michele e la sorella Nicola.